Allora, io inizierei proprio da una testimonianza che riguarda le case di riposo. Bruno Pigozzo lo inviterei al tavolo dei relatori per introdurre la testimonianza di Aldo Mingatti e dell'antica scuola dei Battuti di Mestre. Sì, allora molto rapidamente, perché alcuni contenuti già sono stati... Non si sente? Eccomi, ci siamo? Eccomi. Dicevo che molti contenuti sono stati anticipati dalle interviste. Viviamo in un momento in cui la speranza di vita è aumentata, i bambini e le bambine soprattutto che nascono oggi possono sperare di vivere e di superare i 100 anni. Questa opportunità però, se il sistema continua nella direzione che il Veneto ha preso in questi ultimi periodi, rischia di diventare una minaccia anziché un'opportunità. Noi vogliamo che l'evoluzione, il cambiamento della domanda di offerta di assistenza in questa area, che quantitativamente è molto importante, venga rivisto in maniera completa. C'è un problema di risorse, l'abbiamo sentito, ma c'è un problema di modello, di revisione del modello, ed è su questo che politicamente noi dobbiamo puntare. Lo smantellamento della riflessione e dei soggetti che a livello regionale, anche a livello della direzione del sociale, fino a pochi anni fa contribuivano ad adeguare e a sviluppare il modello dei servizi, è stato smantellato. Questa è la verità. Quindi dobbiamo reinvestire su questo lavoro, fare in modo che la non autosufficienza diventi una situazione che viene ritardata il più possibile, l'entrata della persona nell'ambito della non autosufficienza venga ritardata, e quindi un lavoro di prevenzione, di formazione e informazione sugli stili di vita, un problema di aggregazione sociale, di invecchiamento attivo, di adeguamento dei moduli abitativi a quest'area che diventa sempre più importante. C'è un problema di integrazione dei servizi, e poi Aldo lo dirà in maniera, credo, puntuale. La riforma delle IPAB, che abbiamo voluto dall'inizio di questo mandato mettere in cantiere nella discussione della Commissione, si è arenata. Abbiamo bisogno di riprenderla molto rapidamente, perché da lì dipendono una serie di conseguenze, secondo noi, che possono essere negative se rimane ferma. C'è tutto il sistema della domiciliarietà per il settore degli anziani, che è stato rivisto con la formula delle impegnative di cura domiciliare per recuperare risorse dentro al fondo sanitario, ma sappiamo che quantitativamente questo desta non poche perplessità. Per quello noi chiediamo l'incremento di 10 milioni di euro appunto sul sistema delle impegnative. C'è il sostegno ai comuni con il fondo indistinto, in particolare per l'assistenza domiciliare. 18 milioni di euro sono insufficienti, erano 10 milioni fino a qualche anno fa, vorremmo ritornare a quella quota. C'è poi il tema delle impegnative che accennava Claudio adesso. Il riflesso di questa situazione di crisi diffusa fa sì che le strutture abbiano posti vuoti, e questo diventa una spirale perversa, perché chiaramente aumentano i costi di gestione, chiaramente si deve aumentare il costo della retta, e se la parte, quella sanitaria di competenza regionale, non viene integrata, è chiaro che la ricaduta sulle famiglie e sui comuni sarà totale. Quindi questi gli elementi in sintesi. Io credo che Aldo possa adesso venire qui al microfono e portare l'esperienza diretta di chi quotidianamente gestisce questo centro servizio per anziani Santa Maria dei Battuti di Mestre, e potrà essere forse più efficace nella sua testimonianza. Grazie.